Quanti di noi hanno visto sicuramente la Pietà di Michelangelo a Roma? Ebbene, oggi insieme a Bruno Lombardi per questa nuova puntata di Biasantes faremo un paragone, chissà, forse un po' azzardato, ma sarà lui a raccontarcelo, con un'altra Pietà che sta a Macomer. Buongiorno Bruno. Buongiorno a te. Questa storia me l'hai detta tu, ma è vera? Esiste ed è vera. E invito tutti ad andarla a vedere. Assolutamente sì. In che chiesa si trova? Siamo nella chiesa di San Pantaleo, la chiesa parrocchiale. A Macomer. A Macomer. E questa chiesa è legata anche alla città di Sassari in un certo qual modo, come direbbe qualcuno. Perché questa chiesa ha avuto delle maestranze sassaresi, dei picabedrer sassaresi, quindi probabilmente anche del gremio, no? Stiamo parlando del XVI secolo. Siamo quindi nel 1500, poi ci sono stati diversi lavori anche di riedificazione, se vogliamo così, documentati anche nel 600 e nel 700, e all'interno di questa bella chiesa, molto interessante, anche per altri aspetti, per pittorici, per dire, noi abbiamo questa scultura così particolare che è una vera e propria pietà. Quindi abbiamo Nostra Signora con in grembo Gesù Cristo morto. Ed è molto simile alla Pietà di Michelangelo, perché? Perché in realtà è proprio così. Diamo una spiegazione un po' ai nostri amici a casa di che cosa stiamo parlando dell'ambito artistico. Nel 500, intorno al 1520 circa, si fa partire così convenzionalmente la corrente manieristica, che terminerà questa corrente manieristica, quindi stiamo parlando del manierismo, adesso dirò appunto che cosa è, almeno fino alla fine del Cinquecento. I manieristi sono quegli artisti, soprattutto nella pittura, ma anche nella scultura, che devono praticamente riportare la maniera, ecco quindi il termine, quindi della manualità oppure della pittura, comunque dell'arte, di coloro che sono considerati i grandi artisti rinascimentali e quindi per esempio devono riportarsi alla maniera di Raffaello, Michelangelo, Leonardo. Ho detto questi tre per intenderci come tra i tre più grandi, ma ce ne sarebbe anche qualche altro. Quindi per riportarsi a questo esiste questa corrente di questi grandi personaggi, diventeranno molto famosi, che riportano nella pittura e nella scultura soprattutto, anche nell'architettura, ma soprattutto nella pittura, queste figure che quindi rivediamo nella Pietà di Michelangelo. Nella Pietà di Michelangelo rivediamo queste figure con queste curve particolari, no? Quindi nel enfatizzare gli effetti anatomici. Leonardo stesso era un grande studioso di anatomia. In questo periodo vediamo grandi sculture anche in Italia e anche quindi in Sardegna. In Italia per esempio possiamo menzionare per la scultura il Gian Bologna, che dalle Fiandre arriva qui in Italia, e per dire un'opera del Gian Bologna, che io poi ho rivisto piacevolmente da poco, è la Fontana del Nettuno a Bologna, un'interessantissima visione dell'arte dal punto di vista scultoreo. Quindi c'è questo aspetto e noi troviamo in questa chiesa, che molti penserebbero sia quasi anonima, nessuno visiterebbe, una realtà che è nella Pietà di Macomer. Questo artista anonimo, alcuni dicono che sia di scuola genovese, a mio avviso potrebbe essere anche di ambito sardo, vediamo che utilizza le due figure del Cristo e della Madonna in un modo differente da Michelangelo. Mentre il Cristo è praticamente in grembo alla Madonna nella Pietà di Michelangelo, qui vediamo invece, quindi sembra quasi che la Madonna stesso abbia preso in braccio il Cristo, qui vediamo nella Pietà di Macomer invece che già la figura della Madonna è a occhi chiusi con le lacrime scolpite, si vede quindi che sta già piangendo e sembra che riceva il Cristo perché non l'ha esattamente in grembo, ma le gambe sono un po' discostate, quindi sembra che l'abbia quasi raccolto perché sia quasi caduto. Quindi ecco la plasticità, così possiamo dire, dell'autore nel far comprendere questo atto. Oltretutto la figura del Cristo scolpito non è ben, come dire, comoda o comodamente adagiata, ma è proprio fa capire che questo corpo è esanime e la testa è rivolta verso la destra e verso lo spettatore. Sembra quasi che la Madonna stessa stia offrendo al pubblico fedele, al fedele che arrivi. Quindi è una scultura che interagisce tanto con lo spettatore e chissà perché, perché magari questa scultura, non so, era stata commissionata per la tomba di qualche signore locale o magari per abbellire un futuro altare monumentale. Certo è che ha questi elementi molto interessanti.
la fattura, quindi il taglio stesso di questa scultura è secondo me di grande pregio. Non solo Risale a artistico. quale periodo? Stiamo parlando almeno del 500, del 600. Ancora non si può esattamente dire, non è stato esattamente stabilito né l'autore e né esattamente il periodo, ma è certamente di ambito manieristico, quindi di quel periodo appunto che dicevo all'inizio della trasmissione. Ed è un gioiello che abbiamo qui in Sardegna, gioiello poco conosciuto, che ha necessità di restauro certamente, e richiama quella grande scultura italiana, quindi la Sardegna non è lontana da questo, ma ha anche una forma autoctona su questo, quindi c'è voglia di richiedere questo tipo di sculture che richiama i grandi autori appunto del Cinquecento, del Quattrocento e quindi il Michelangelo stesso. Io invito a vederla, invito le persone a riscoprire l'effetto dell'arte dal punto di vista simbolico, dal punto di vista del messaggio che l'opera d'arte vuole comunicare, non solo per il fatto che va a vedere qualcosa di bello oppure di meno non bello, di capire i contesti in cui queste località hanno vissuto, quindi queste località piccole fra virgolette come Macomer hanno vissuto nel tempo. È un modo per scoprire tutta la nostra arte sarda, perché la cultura è il veicolo principale non solo di conoscenze ma anche di scambio di opinioni, di nuove tecniche, poter anche creare stesso bottega artistica qui in Sardegna, e l'abbiamo visto anche nelle puntate precedenti con la musica. Veloce, veloce, in chiusura volevo chiederti dal punto di vista del rapporto dimensione rispetto alla Pietà del Michelangelo a Roma, questa di Macomer è più grande, più piccola, come si colloca dal punto di vista non è tanto dimensione? più piccola, Quindi diciamo è anche di una certa imponenza. certo la troverete, perlomeno l'ultima volta che l'ho vista qualche periodo fa, nella cappella, credo se non ricordo male verso sinistra, in una cappella un po' diciamo così sopraelevata alla vista, quindi ben visibile, ed è di notevoli dimensioni. Ed è, credo, anche quello forse il motivo per capirne esattamente tutto quello che l'artista ha voluto trarre da quella pietra. Non so esattamente se è come la Pietà di Michelangelo che è stata tratta da un unico blocco di marmo, ma chissà, magari abbiamo... È anche possibile questo. Possibile, perché in Sardegna magari, non come manca... diceva Michelangelo, togliendo il marmo in eccedenza. Oh, anche perché in Sardegna avevamo grande capacità di artisti, quindi è lecito pensare questo. Bene, grazie ancora Bruno, invitiamo il nostro pubblico ad andare a visitare appunto questa chiesa, San Pantaleo a Macomer, dove potremo ammirare questa pietà, che è molto simile a quella del Michelangelo, però è roba sarda, diciamocelo così, certo. Probabilmente, anche se di scuola hai detto forse genovese, alcuni dicono ma nulla toglie che magari potrebbe anche essere invece di uno scultore sardo. Grazie Bruno. A te. Ti chiedo novità per la prossima settimana. Che dici, lasciamo un po' così i nostri amici con una sorpresa? Vabbè, lasci anche a me così, vabbè, io... Sei tu che comandi in questa trasmissione. Sto preparando qualcosina lo stesso di particolare. Quindi possiamo... Una sorpresa? Facciamo una sorpresa. Va bene. Biasantes anche giovedì prossimo, così come oggi, sarà con noi insieme a Bruno Lombardi. Grazie Bruno. Grazie a voi e un saluto a tutti a casa.